Buona domenica, carissime e carissimi. Buona domenica e buona festa della Santissima Trinità. Che dire, siamo entrati con questa festa nelle domeniche del tempo ordinario, ma siamo ancora lì, in quella parte del Vangelo di Giovanni che ci ha accompagnato durante tutto il tempo pasquale. In quei capitoli lunghi, intensi del Vangelo di Giovanni, durante la sua ultima cena con i suoi discepoli e amici, dove si sviluppa, ecco, questo lungo, intensissimo, anche complesso discorso di addio che Gesù consegna appunto ai suoi discepoli presenti, ma anche a quelli futuri, cioè lo consegna anche a noi, no? Attraverso di loro. E questo discorso però lo troviamo soltanto nella quarta narrazione evangelica, cioè il Vangelo di Giovanni. Che dire, ecco, come questo testo ci aiuta a comprendere il mistero inaccessibile della Trinità. Diciamo che dal punto di vista dei testi biblici, il Dio trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo, non si rivela come un enigma o come qualcosa di complesso che diventa oggetto di studio delle scienze più complicate e più astratte anche, no? Come la filosofia e la teologia. Certamente guai se mancassero, ecco, questi approcci e queste discipline e queste opportunità, ecco, anche per la nostra intelligenza. Però possiamo dire che il Dio biblico, nei testi biblici, si rivela sempre attraverso la cosa più concreta che esista, la storia. Dio è storia, che entra in relazione con le nostre storie e quindi che entra in dialogo con noi, perché parlare di storia o di storie significa parlare di parole, comunicazioni, incontri, intrecci, emozioni, legami che si creano, esperienze che si fanno, no? Qualcosa che è anche sempre molto appunto esperienziale e fisico, concreto, reale, anche tangibile. D'altronde Gesù è carne, no? È il figlio di Dio, è il logos anche di Dio che diventa sarx, che diventa carne, che diventa storia, ma anche lo spirito diventa storia e anche il Padre diventa storia, nel senso che entrano in contatto con le nostre vite. E allora cosa possiamo dire della Trinità, di questo mistero, delle tre persone unite nell'unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? Io direi questo, ecco. La Trinità è l'esatto contrario del peccato. La Trinità è la rigenerazione quindi di Adamo ed Eva, che Adamo ed Eva siamo tutti noi. Siamo tutti noi e siamo soggetti alle dinamiche anche del peccato, di quel peccato originale che è il nostro peccato che si rinnova ogni giorno, nella misura in cui anche noi come loro siamo carichi di avidità, bramosia, cupidigia, la pretesa di avere tutto, di sapere tutto, di possedere tutto, di godere tutto, di avere tutto a propria disposizione, di poter anche trattenere per sé tutto, no? E quindi questa opportunità drammatica che la nostra vita prenda la forma dell'egoismo. Ecco. La Trinità è l'esatto contrario del peccato di Adamo, che poi cos'è il peccato se non la rovina delle relazioni? Questo vale per Adamo ed Eva, che non sono più in grado di essere sereni in relazione l'uno con l'altro e non sono più in grado di trasmettere una serenità relazionale ai propri figli e alle generazioni che verranno dopo. Al punto tale che il primogenito non accetta il fratello, ma lo elimina, lo uccide, no? E trasmette alle generazioni che vengono dopo di lui, Caino, trasmette anche l'arte, la possibilità concreta di fare del male, di essere violenti e di guastare la terra, l'opera di Dio, la creazione di Dio. Al punto tale che il diluvio è la constatazione da parte di Dio che la terra non è altro che violenza
malvagità, ogni carne ha pervertito la sua condotta sulla terra. Dice il testo della Genesi a un certo punto. Ecco. Dio è un'altra storia. Ecco, il Dio trinitario è una storia diversa, al punto tale che anche nel brano del Vangelo che noi ascoltiamo entriamo in relazione con questa storia diversa. È una storia fatta non di avidità, ma è un continuo rendersi disponibili delle persone divine perché ci sia spazio per gli altri, per l'altro e per gli altri. La storia delle persone divine è una storia basata su questo principio dell'amore che significa non trattenere per sé, ma donare. E nel Vangelo che noi ascoltiamo in questa domenica, capitolo 16 di Giovanni, Gesù dice esattamente questo: tutto quello che il Padre possiede è mio, cioè Dio è condivisione eterna. Gesù dice: io possiedo tutto, ma non perché io sono possessivo, io sono egoista, no, ma perché ho ricevuto il dono e io, la mia gioia più grande è poter condividere con voi questo dono, che è lo Spirito, che è la vita, no? Ed è interessante il modo in cui Gesù parla dello Spirito dicendo quasi la gioia che Gesù prova a uscire di scena per dare spazio allo Spirito, perché sia Lui il protagonista, perché sia Lui a guidarci alla verità tutta intera. Ecco. Impariamo questa arte di fare e di farci spazio gli uni agli altri. È la cosa più divina, è la cosa più umana. Buona festa.